Sta per scattare ufficialmente l'emergenza acqua, martedì vertice regionale, perché la situazione di siccità nella regione, come nel resto del nord Italia, continua a essere grave, ma ancor più seria di quanto non sia in Friuli e in Trentino Alto Adige. Poca pioggia da ottobre a oggi, poca neve in montagna che si sta già sciogliendo a causa delle temperature, falde in sofferenza. Il bollettino sulla risorsa idrica diffuso dall'ARPAV è chiaro, questo dopo il 2002 è l'anno peggiore degli ultimi 27. Sicuramente avremo davanti, comunque vada, un periodo in cui dovremo fare un controllo dell'uso delle acque in modo estremamente rigoroso. Gli agricoltori che stanno iniziando a seminare e presto dovranno irrigare i campi si stanno già scontrando con la scelta praticamente obbligata di selezionare anche le colture da far crescere. Sarà necessario fare delle scelte su quali culture intervenire, cioè quali culture ritenere non primarie, quindi potrebbero essere le culture fatte a uso per fare bioenergie, e privilegiare l'utilizzo dell'acqua nelle culture fatte per prodotti alimentari. I consorzi di bonifica chiedono dunque di certificare ufficialmente l'emergenza. Intanto soffrono anche i fiumi. Senza la possibilità di sprecare, tra virgolette, acqua a monte, pure i fiumi di risorgiva rischiano. Ha abbassato notevolmente il livello del Sile. E dell'Imbraga vi abbiamo già dato ampiamente conto, dove c'è stata pure una moria eccezionale di pesci a causa della scarsità d'acqua.